definito, viene individuato in un periodo intorno all'VIII secolo a.C. Il nostro articolo continua con una frase, un'affermazione abbastanza gratuita. Dice che intorno al V secolo gli antichi siciliani erano ormai più greci che italici, come dire che siccome le loro origini erano italiche, addirittura erano diventati greci. Persino i sicani si erano dovuti sottomettere, dice qua l'articolo, e utilizzavano i segni dell'alfabeto greco, quindi non avevano un loro alfabeto, ma avevano un alfabeto, usavano un alfabeto greco. Il rapporto fra siculi e sicani era abbastanza differente, dice, il rapporto di forza era abbastanza differente, perché i siculi sfoggiavano delle corazze, delle cinturone di bronzo, lame, lance e spade, e combattevano come mercenari nelle guerre fratricide dei coloni greci, facendo impallidire le spade da parata dei loro vicini sicani, esibivano innocuamente per sfilare in mezzo al villaggio dei giorni di festa. Il villaggio, vi faccio notare, non le città dei sicani. A questo articolo vorremmo contrapporre questo brano che troviamo nel libro Sicilia, Prima Sicilia, edito dalla regione siciliana, dedicato alle origini della storia della Sicilia. In questo libro, a pagina 405, si legge: testimonianze di operazioni metallurgiche sono documentate in Sicilia sin da un momento iniziale del Neolitico, collocabili intorno alla seconda metà del IV millennio a.C., sulla base delle datazioni radiocarboniche calibrate. Tusa 1994. Ecco, qua abbiamo una spada di 4.000 anni fa, 6.000 anni fa, reperti metallici siciliani dell'età di Thapsos. Quindi, se già da 4.000 anni si praticava la metallurgia in Sicilia, ci sembra strano che le armi dei sicani fossero più deboli di quelle dei siculi. Poi l'articolo continua con la famosa battuta degli arabi, che i sicani si nutrivano di ghiande e pecorino, cioè alimenti molto semplici che vengono dati normalmente ai maiali, e il pecorino di origine ovina, per dire che la pastorizia era l'attività principale, mentre noi sappiamo anche dalla mitologia che c'erano bovini, allevamenti di bovini fra i più importanti, addirittura venivano indicati come i bovini divini, delle divinità più importanti della Grecia. Poi c'è tutta questa sequenza di frasi che i siciliani non avevano una mentalità da imprenditori, vivevano di baratto e non erano neanche grandi navigatori. Quindi tutta una serie di affermazioni gratuite che potremmo rinviare alla esistenza di tutti i fiumi navigabili in Sicilia prima dell'arrivo dei Romani, che permettevano a tante città all'interno della Sicilia, anche vicino a Enna, di avere dei porti navigabili fluviali, proprio sotto le città che si trovavano in cima alle colline, in cima alle montagne, che permetteva loro di collegarsi direttamente col mare aperto e quindi di navigare portando i loro prodotti dal centro della Sicilia fino ai porti più lontani dalla Sicilia.